lavori della Pedemontana proseguono, ma l'apertura del primo tratto slitta forse a gennaio. L'annuncio della responsabile del progetto, oggi l'incontro con la finanza, garantita massima collaborazione sull'indagine relativa agli appalti truccati. Cava sequestrata a Paese per i rifiuti inquinati, il Comune aspetta la decisione della magistratura prima di far saltare l'accordo per la riconversione in area industriale. Lo sciopero nazionale dei medici, disagi limitati nella Marca, stamane a Padova la manifestazione regionale dei camici bianchi. Tragedia sfiorata a Ponte di Piave, 2 ultra ottantenni accendono una stufa con l'alcol, la bottiglia scoppia, lui ustionato al volto, lei intossicata. Sono state 581 le donne vittime di violenza che nel 2017 si sono rivolte ai 6 pronto soccorso dell'ULSS 2 e 65 quelle prese in carico dai consultori. Il Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica di Ca' Foscari inaugura le sue attività al campus di Treviso, spazi completamente rinnovati. La tragedia della morte improvvisa di una compaesana ha portato all'avvio di una gara di solidarietà a Casale sul Sile che ora porterà al Comune 4 nuovi defibrillatori. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri TG. In primo piano la superstrada Pedemontana Veneta, i lavori di realizzazione proseguono con andamento regolare, abbiamo già speso il 55% dell'investimento, ha precisato oggi la responsabile del progetto Elisabetta Pellegrini, che nel pomeriggio si è incontrata con gli investigatori delle Fiamme Gialle di Gorizia, a cui è stata garantita massima collaborazione sull'indagine relativa agli appalti truccati. Sentiamo. La Guardia di Finanza viene a prelevare della documentazione riguardante i subappalti della Pedemontana. Leggo dagli atti che ci sono stati inviati che sia noi sia il concessionario siamo parte lesa. C'è la massima disponibilità nel fornire agli inquirenti la documentazione richiesta volta a far luce sui presunti appalti truccati sui quali indaga la Procura di Gorizia. Il capo della struttura di progetto della Pedemontana Veneta, l'ingegner Elisabetta Pellegrini, l'ha anticipato alla stampa durante l'incontro a Palazzo Balbi, convocato per fare il punto sull'avanzamento dei lavori della più grande e importante opera cantierata in Italia. Il materiale di interesse si riferisce ad atti post 2015, cioè a gare svolte dagli operatori economici del settore. La Regione del Veneto, io rilevo che in questo momento non ha mai fatto per Pedemontana gare per quanto riguarda lavori stradali, se non la principale relativa ovviamente alla concessione per la costruzione e la gestione, e lo stesso concessionario non ha mai fatto gare per assegnare all'esterno l'esecuzione di lavori. Si è limitato fino ad oggi a fare contratti di subappalto entro il 30% come previsto dalla normativa. Un passaggio dovuto nel prosieguo dell'indagine della magistratura goriziana che non inficia l'iter dei lavori. Questi ultimi procedono da cronoprogramma che ha nel 2020 la bandiera a scacchi. L'investimento previsto di 2.258 milioni di euro è già stato speso per il 55% a un ritmo di 30 milioni di euro al mese di produzione lavori. Tutte le procedure di esproprio saranno concluse nel 2019. L'unico punto critico al momento resta l'innesto con la 27 a Spresiano, che sarà realizzato dopo lo spostamento delle stazioni di servizio Piave Est e Piave Ovest, sostituite da Sile Est e Sile Ovest. Posticipata prudenzialmente nel mese di gennaio l'inaugurazione annunciata per il 4 dicembre del tratto della A31 fino a Breganze. Abbiamo dei problemi per il 4 di dicembre perché dobbiamo risolvere alcuni aspetti di carattere informatico per mettere in connessione Pedemontana col resto del sistema autostradale del mondo. Notizia positiva, chiosa la Pellegrini, è quella del dissequestro finalizzato alla messa in sicurezza della Galleria di Malo e che lascia sperare di poter, congiuntamente alla variante di Vallugana, recuperare gran parte dei ritardi accumulati. E di viabilità e di infrastrutture ha parlato oggi anche il sindaco di Treviso, Mario Conte, a fronte di una situazione, quella del traffico in città, che sta diventando sempre più difficile e che peggiorerà soprattutto lungo la strada ovest con l'apertura appunto della superstrada Pedemontana. Sentiamo.
Mobilità, trasporti, infrastrutture, il tema è cruciale per Treviso, per l'ambiente, la qualità dell'aria, come per la vivibilità di una città che ha strade e collegamenti inadeguati alla mole di traffico, tanto che basta poco, un po' di pioggia, un tamponamento per mandare completamente in tilt la circolazione. È successo più volte nelle ultime settimane, presumibilmente succederà ancora, specie in vista dell'incremento di traffico all'approssimarsi delle festività natalizie, un problema che l'amministrazione comunale ha intenzione di affrontare su diversi piani a breve e lungo termine. Andremo a sostituire il bus tradizionale, il 60% dei transiti in centro storico dei bus tradizionali con quelli elettrici, quindi una grande svolta, e poi dobbiamo insistere per migliorare i grandi collegamenti, quindi quarto lotto della tangenziale e la riqualificazione di strada ovest e il terraglio est. Sono opere che non possono più aspettare. Chiederò un appuntamento alla Regione, ma dobbiamo assolutamente andare avanti. Altro fronte sul quale il Comune vuole investire è quello legato ai collegamenti su rotaia con l'aeroporto Canova. Abbiamo dato il via allo studio di fattibilità per quel famoso collegamento su binario tra la linea ferroviaria Treviso-Castelfranco e l'aeroporto. Ed ora il caso della cava sequestrata a Padernello di Paese. Oggi abbiamo incontrato il consigliere comunale delegato all'ambiente che per primo scoprì che in quel sito c'era del materiale che non doveva esserci. Sentiamo. A tutela del comune noi non possiamo che attendere le determinazioni finali della magistratura, perché le cose andranno avanti, quindi bocce ferme. L'accordo tra l'altro prevede che se il famoso PAT che comprendeva l'accordo non verrà approvato entro giugno dell'anno prossimo, automaticamente decade, e se le cose si risolvono prima bene, altrimenti decade anche spontaneamente e forse potremmo anche esserne contenti. Questa in sostanza è la posizione del comune di Paese che con i fratelli Canziani, la Cosmo Ambiente di Noale, aveva sottoscritto un accordo per la riconversione di questa cava di Padernello a sito industriale. Di circa 170.000 metri quadri, l'accordo prevedeva di trasformare parte di questi 170.000 quadri, 80.000 per la precisione, in area industriale. D'altro canto è una zona vocata per diventare area industriale, per sviluppare quella che già esiste alle nostre spalle, alle sue spalle più che alle mie, e sulla quale dovevano andare edificati circa 30.000 metri quadrati di edificato, di coperto. Tutto subordinato alla bonifica della cava, perché, sottolinea Piccolotto, questa seppur in attivo è ancora a tutti gli effetti area di attività estrattiva e per questo non può stoccare alcun tipo di rifiuto. Tant'è, continua il consigliere delegato, è stato per primo il comune di Paese a scoprire e denunciare quanto veniva depositato dentro, materiale che poteva essere riutilizzato e anche la parte contaminata dalla presenza di Eternit. Quello che era buono, che adesso è sotto sequestro anche quello, sono circa 45.000 metri cubi. C'erano i 5.000 cubi, che sono 3 lotti di materie prime, sulla cui superficie erano stati trovati i frammenti di Eternit. Quindi sostanzialmente è una quantità intorno ai 50.000 metri cubi, migliaia più, migliaia o meno, insomma poi bisogna avere le misure fatte bene in sostanza. Per gli ambientalisti una bomba ecologica dunque, per il comune materiale che solo la legge potrà definire o meno pericoloso. Per questo, seppur a malincuore, Paese ferma tutto in attesa delle decisioni dei magistrati. Il nostro maggior desiderio era quello che attraverso le risorse che venivano da questa trasformazione si poteva acquisire parte di quella cava di Castagliola che dovrebbe diventare e diventerà sicuramente, nelle nostre intenzioni che saranno mantenute, un parco dato a disposizione dei cittadini. La cronaca: 2 anziani coniugi ultraottantenni sono rimasti feriti oggi pomeriggio in seguito all'incendio divampato nella loro abitazione a Negrisia di Ponte di Piave. I 2 anziani, per accelerare l'accensione della stufa a legna, hanno incautamente utilizzato una bottiglia d'alcol che ha preso fuoco ed è scoppiata innescando l'incendio. Il marito ha riportato bruciature al volto, la moglie ha riportato un'intossicazione da fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Motta di Livenza ed il personale del 118 che ha trasportato i 2 anziani all'ospedale di Oderzo. Le loro condizioni non sono fortunatamente gravi.
Ed ora lo sciopero nazionale dei medici, disagi limitati in provincia di Treviso, e questa mattina a Padova la manifestazione regionale dei camici bianchi. Per noi assolutamente no, un orario normalmente. Noi ci hanno accettato come avevamo l'appuntamento, non c'è stato problema. Manco sul mio reparto era tutto normale, era la dottoressa, era normale. Era in nefrologia, era tutto normale. Il venerdì nero della sanità nella Marca non ha lasciato il segno. L'adesione allo sciopero nazionale di medici, veterinari e dirigenti sanitari si è fermata sotto il 9%. I disagi negli ospedali dell'ULSS 2 sono stati ridotti al minimo. Ciò non significa che molti camici bianchi non condividano le ragioni della protesta per chiedere alla sanità pubblica condizioni finanziarie e di lavoro che le consentano di continuare a svolgere il ruolo di difesa della salute dei cittadini. Il blocco del nostro contratto da 10 anni, dal definanziamento del servizio sanitario nazionale, dalla privatizzazione crescente del sistema pubblico, ma mancanza di giovani medici all'interno degli ospedali. Il Veneto rimane orgogliosamente una terra d'eccellenza anche nel campo della sanità, ma denunciano i medici che hanno manifestato a Padova, dopo 15 anni di tagli a livello nazionale la situazione sta diventando difficile anche qui. Il sistema sanitario del Veneto è sicuramente classificato come d'eccellenza, peccato che abbia avuto una perdita in questi ultimi anni di 1.300 medici su 7.000 che lavorano a livello degli ospedali. I buchi di organico sono stati coperti attraverso prestazioni aggiuntive chiesti sempre ai medici che sono rimasti. A un certo punto questo sistema si spezza. In un periodo in cui si parla di reddito di cittadinanza abbiamo delle persone, in Veneto sono 350.000 che rinunciano a curarsi, e questo secondo noi è molto grave. Oggi a Monastier la giornata conclusiva della 2 giorni di congresso regionale della CGIL, sul palco il segretario generale nazionale Susanna Camuso, che ha ribadito le critiche del sindacato alla manovra di governo, ma non solo. Sentiamo l'intervista. La manovra non risponde a un'idea di paese che fa gli investimenti e determina la crescita di lavoro che è necessaria. Penso che il tema non sia tanto il reddito di cittadinanza quanto dare attuazione all'accordo che abbiamo fatto sui modelli contrattuali con Confindustria, accordo che parla innanzitutto del tema dell'innalzamento dei salari, della qualità del lavoro e della necessità di avere politiche effettive e redistributive, perché rimaniamo fondamentalmente convinti che la risposta deve essere una risposta di lavoro, non può essere solo ed unicamente una proposta di assistenza. Il Veneto, come ahimè tanta parte del nostro paese, ha una caratteristica fondamentale, è quella di essere attraversato da diseguaglianze crescenti anche quando l'economia pare andare bene, lo dimostrano i numeri della precarietà, lo dimostrano i numeri della povertà, lo dimostrano i numeri del lavoro nero e non solo precario, e quindi del bisogno invece di chiudere questa forbice che è figlia di uno sviluppo per troppa parte basato sulla riduzione dei costi invece che sulla qualità e l'innovazione. Il Veneto ha un problema, che la politica che la Giunta sta producendo è una politica di piccoli nazionalismi in casa, dell'idea che il Nord o direttamente il solo Veneto può farcelo da solo. Sono state 581 le donne vittime di violenza che nel 2017 si sono rivolte ai 6 pronto soccorso dell'ULSS 2 e 65 quelle prese in carico dai consultori dei 3 distretti di Treviso, Asolo e Pieve di Soligo. Abbiamo deciso di rendere noti questi dati alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, spiega il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, per ricordare come siano ancora tante, troppe anche nel nostro territorio, le donne che subiscono quotidianamente violenza. Da qualche anno, aggiunge il direttore generale, abbiamo attivato per supportare al meglio le vittime di violenza che si rivolgono a noi il codice rosa in pronto soccorso ed un protocollo dedicato nei consultori familiari. La finalità è in entrambi i casi garantire alla donna una presa in carico efficace, immediata e a 360 gradi con individuazione del percorso socio-assistenziale più adeguato.
Colpo contro il bracconaggio da parte della Polizia Provinciale in comune di San Zenone degli Ezzelini. Gli agenti nella tarda mattinata di ieri sono entrati in azione in una rimessa recintata del luogo, trovando all'interno del cortile un impianto di cattura di piccoli uccelli protetti dalla Convenzione di Berna. La cattura veniva attuata attraverso trappole con dentro del cibo ed un uccello vivo che fungeva da richiamo e posizionate in diversi punti del cortile. Gli uccelli venivano catturati anche con panieri di vischio nei quali rimanevano incollati. La Polizia Provinciale ha atteso il proprietario ed è scattata la perquisizione. Rinvenute diverse reti specifiche per la cattura di uccelli ed anche un congegno elettroacustico per riprodurre il canto degli uccelli ed attirarli in trappola. L'uomo è stato denunciato. La cultura ora, il Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica dell'Università Ca' Foscari di Venezia cambia sede ed inaugura le sue attività al campus universitario di Treviso all'interno di spazi interamente rinnovati. Vediamo. Il Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica, il CISET di Ca' Foscari, chiude la sua sede a Doriago di Mira ed approda al campus di Treviso. In questa occasione l'Ateneo, grazie all'intervento di Fondazione Casamarca, rinnova i suoi spazi, aule provviste di dotazioni multimediali e locali riattrezzati e ammodernati per favorire una didattica innovativa e relazionale. Nella nuova sede trevisana gli studenti hanno a disposizione più di 500 metri quadrati fra aule per le lezioni, sala ricerca, segreteria e una sala riunioni. Il campus conta oggi 1450 studenti iscritti ai corsi di laurea, a cui si affiancheranno i 486 iscritti al Master in Economia e Gestione del Turismo del CISET. Treviso è un territorio importante per Ca' Foscari, sul quale insieme a Fondazione Casamarca e all'amministrazione comunale vogliamo continuare a investire, ha detto il rettore di Ca' Foscari Michele Bugliesi. Abbiamo sviluppato un'intera offerta formativa che è ritagliata sui bisogni e sulla cifra, diciamo, economico-produttiva e sociale di questo territorio, e adesso con l'ultimo anno, con 2 passaggi, il primo è stato pochi mesi fa l'attivazione del corso di turismo, l'iniezione dei contenuti di turismo nel corso di commercio estero, che è diventato commercio estero e turismo, e oggi con l'insediamento del CISET abbiamo concentrato qui una parte importante delle nostre attività su un ambito, quello appunto dell'economia turistica, che vede questo territorio come uno degli elementi, dei luoghi, diciamo, di traino e con grande potenzialità di sviluppo. Un'occasione perché CISET consolidi il proprio ruolo per il territorio nell'ambito della ricerca applicata e nella formazione, sia accademica che professionalizzante per il turismo. È un fulcro nella città di Treviso che si occupa di turismo, una città che sta crescendo in termini turistici in maniera molto importante, che sta crescendo e creando nuovi prodotti turistici legati al territorio, non solo all'enogastronomia, e questo dà speranza per il futuro, soprattutto un impiego a questi tanti giovani che stanno studiando qui in questo campus. Una storia che commuove il web, quella di Ame Faiva, fortissimo rugbista della Benetton Treviso, che si è fatto rasare a zero i lunghi capelli, di cui andava orgogliosissimo per essere vicino al compagno di mischia Nasi Manu, tongano neozelandese numero 8 di Treviso, che ammalato di cancro i capelli li perderà per la chemioterapia. Solo un piccolo segno di supporto per te, Nasi Manu, ha scritto a Ame Faiva su Instagram. Prima che arrivi la parte più dura, tutto il meglio per il tuo prossimo set di chemio, amico, sempre qui per te. La tragedia di una morte improvvisa di una compaesana ha portato all'avvio di una gara di solidarietà a Casale sul Sile, che ora sarà un comune cardioprotetto grazie all'acquisto di 4 defibrillatori. Un'iniziativa di generosità affinché una tragedia così non accada mai più. Dopo la morte improvvisa la scorsa primavera di una 50enne colta da arresto cardiaco all'interno di un negozio, a Casale sul Sile è partita una gara di solidarietà per l'acquisto di defibrillatori da installare nel territorio comunale. E così ai 2 defibrillatori che il comune aveva ricevuto dalla regione tramite il SUEM si sono aggiunti in breve tempo i soldi necessari per l'acquisto di altre 2 apparecchiature salvavita. Promotori della raccolta, assieme alla
all'amministrazione comunale i familiari della signora deceduta e poi associazioni, aziende, privati che hanno voluto donare ognuno qualcosa per contribuire al progetto Salvavita destinato alla comunità. Domenica prossima gli apparecchi verranno consegnati all'amministrazione comunale. 2 saranno nel capoluogo, uno in biblioteca, quindi vicino proprio al centro storico, vicino alle scuole. Uno verrà installato all'interno della parrocchia, che è sempre molto partecipata, in quanto sia il GREST porta quasi 600 giovani nell'orbita delle loro manifestazioni, e 2 le metteremo nelle frazioni. Anche Conscio e Lughignano quindi avranno un defibrillatore di ultima generazione installato presso le farmacie dei paesi. Ed ora partiranno i corsi di formazione per il corretto utilizzo delle apparecchiature. E grazie al SUEN, che farà il primo corso gratuito per 40 persone che abbiamo già individuato, coloro che interagiscono nelle zone in cui sono stati installati i DAE. Ed ora linea alla regia, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con il TG di Treviso. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato d'attenzione su buona parte del territorio del Veneto, valevole fino alle ore 14 di domenica 25 novembre. Stato d'attenzione per criticità idraulica sulla rete principale, idraulica sulla rete secondaria e geologica, è dichiarato per il bacino idrografico dell'Alto Brenta, Bacchiglione Alpino, per la sola rete idraulica per il bacino Basso Brenta Bacchiglione. Stato d'attenzione inoltre dichiarato per i bacini Alto Piave, Piave Pedemontano, Adige, Garda, Monti Lessini, le frane del Tessina, Chies dal Pago e della Busa del Cristo a Perarolo di Cadore, dopo le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi, sono soggette a monitoraggio specifico con allerta rossa che permane nel comune di Perarolo. E quello che ci attende sarà infatti un weekend caratterizzato dall'instabilità. Sentiamo le previsioni del nostro esperto. Una perturbazione abbandonerà la nostra regione, portando ancora delle piogge abbastanza diffuse su tutte le zone, tutte le province. Nel corso del pomeriggio tenderà a migliorare con precipitazioni via via in esaurimento. La giornata di domenica partirà nel segno del bel tempo, però con la possibilità della formazione di qualche nebbia o foschia, in particolar modo sul Veronese. Nel corso del pomeriggio tenderà nuovamente a peggiorare dalle zone meridionali e zone orientali, con cielo molto nuvoloso e qualche pioggia lungo le coste. Temperature non subiranno sostanziali variazioni, con valori massimi in pianura fino a 14-15 gradi, valori minimi attorno ai 6-8 gradi. La prossima settimana partirà all'insegna di un cielo molto nuvoloso o coperto, con scarse precipitazioni. Da martedì pomeriggio e sera tornerà a soffiare la bora, anche impetuosa, fino a 50-60 km/h di intensità. Il cielo si coprirà nuovamente, le precipitazioni saranno scarse. Nei giorni successivi le temperature caleranno di 4-5 gradi, ma tornerà il sole su tutta la regione. Black Friday oggi, venerdì nero, giornata d'acquisti a prezzi scontati. Vediamo com'è andata a Treviso. Black Friday, siamo alla prima giornata ed il centro storico di Treviso si prepara, si augurano in molti esercenti, ad un tutto esaurito. È una giornata particolarmente importante sotto l'aspetto commerciale, poiché costituisce un valido indicatore sia sulla predisposizione agli acquisti sia indirettamente sulla capacità di spesa dei consumatori. 150-200. Ho già dato in profumeria, qua qualcos'altro, ormai sono quasi al limite del budget. A partecipare all'annuale iniziativa di origine statunitense saranno non solo i negozi online, ma anche quelli fisici, dai grandi centri commerciali ai piccoli esercizi. Ma c'è già del malumore nell'aria, i piccoli negozianti non sono contenti per come vanno le cose, tanto da convincerli a non aderire all'iniziativa. Per loro è poco conveniente, visto che le vendite si fanno per lo più online, dove gli sconti sono più elevati. Una polemica che non cesserà solo in questi giorni. Nel frattempo le vetrine fanno a gara per sconti e abbellimento fra la soddisfazione dei clienti.
È una bella iniziativa? Sì, assolutamente, sono d'accordo, è una bella iniziativa, io la trovo valida. Assolutamente, ne vale veramente la pena, si trovano delle cose molto interessanti. Per la maggior parte dei commercianti però l'iniziativa è un'occasione per vivacizzare i consumi che dall'inizio della stagione erano altalenanti, un format internazionale che sta prendendo sempre più piede in grado di anticipare gli acquisti di Natale. L'importante è sapere già cosa regalare per Natale e quindi approfittarne. E per i più esigenti il venerdì nero è un'occasione anche dal punto di vista culturale, con gli sconti estesi nelle librerie. Non solo abbigliamento, insomma, bisogna che la gente si avvicini di nuovo alla lettura. Ed era questo l'ultimo servizio, tra poco torna come sempre 20:10, questa sera parleremo di energia ed acqua con Stefano Busolin, presidente di Asco Trade, ed Alessandro Bonet, presidente di Piave Servizi. È davvero tutto, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Tempo instabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di sabato 24 novembre. Sul Veneto prevale l'instabilità, con qualche pioggia a carattere sparso, possibile un po' su tutti i settori della nostra regione. Fenomeni in via di attenuazione ed esaurimento col passare delle ore. Entro la serata sarà in genere asciutto ovunque. Temperature minime tra 8 e 12 gradi. Valori massimi compresi invece tra 11 e 15 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la previsione non cambia di molto, anche sulla nostra regione infatti sarà il maltempo a prevalere, con precipitazioni piuttosto diffuse e localmente anche di moderata o forte intensità. Migliorerà entro la nottata con piogge in attenuazione. Temperature stazionarie con minime tra 9 e 12 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 13 e 15 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Anche sulla nostra regione il tempo risulterà perturbato con piogge e locali temporali piuttosto diffusi un po' su tutto il territorio regionale. Rovesci via via più deboli col passare delle ore e in esaurimento entro la nottata. Temperature minime tra 5 e 8 gradi. Massime oscillanti invece tra 10 e 11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.